Fine vita si sente vittima, per così dire, del fuoco amico, oppure si fa anche forza del fatto che la maggior parte dei veneti la vede come il vincitore un po' morale di queste scelte, di queste situazioni? Ma adesso non esageriamo, non sono San Sebastiano e faccio le cose in cui credo e penso che sia corretto dire ai cittadini che il processo di fine vita è un processo che non abbiamo inventato noi, ma esiste dal 2019, c'è una sentenza della Corte Costituzionale. Dal 2019 ad oggi 6 cittadini veneti hanno presentato la loro richiesta, 4 l'hanno vista rigettata, 2 l'hanno vista accettata, una è la signora Gloria di Treviso che ha avuto appunto, abbiamo avuto notizia delle cronache quest'estate, e l'altra è la pratica di Stefano Geller. Quindi il fine vita esiste a prescindere. La legge voleva, sostanzialmente legge di iniziativa popolare, voleva normare i tempi di risposta, nel senso che se un cittadino malato terminale con le caratteristiche di una sofferenza insopportabile fisica e psicologica, della malattia irreversibile, quindi con diagnosi infausta, è tenuto in vita da supporti vitali e libero di intendere, è capace di intendere e volere con una libera scelta, ha diritto a presentare la pratica. Questo esiste già, nessuno lo ferma. È possibile che sia la Giunta, anche con una semplice circolare, a uniformare, diciamo, tutte le aziende sanitarie? Ma guardi, adesso lo verificheremo, non lo escludo, però è pur vero che le 6 pratiche che abbiamo avuto sono tutte state pratiche evase, diciamo, con celerità. Penso che nessuno ha fatto delle moral suasion nei confronti dei comitati etici. Diciamo che quando arriva una pratica come questa immagino che una persona che ha un minimo di dignità e un minimo di buon cuore capisce che dall'altra parte c'è una persona che sta soffrendo. Le Olimpiadi. Tornando a fine vita, ha detto: io non guardo il consenso, non leggo neanche i giornali e di certo non sono uno che si gira dall'altra parte, prova ne sia anche cosa è stato con il Covid. Beh sì, i giornali vanno letti, no, io non faccio pubblicità negativa, dico semplicemente che il dire non leggo i giornali per dire che non mi faccio condizionare. E il fine vita è un tema serio, delicatissimo, vanno rispettate le idee di tutti, di chi pensa a favore e di chi pensa contro, poi c'è qualcuno che lo interpreta come un presidio all'interno del quale nessuno può dire nulla, altri invece che sono molto più rispettosi, che capiscono che la loro libertà finisce dove inizia quella del proprio interlocutore. Col Covid ho detto, io ho fatto scelte col Covid anacronistiche contro magari la volontà popolare i primi giorni e avevo le elezioni a 2 mesi. Se avessi dovuto pensare alle mie elezioni me ne sarei stato tranquillo come qualche collega ad attendere gli eventi. C'è invece qualcuno che le elezioni ce l'ha tra 2 anni, però ci sta già qui. Lei sta presentando una controproposta alla legge che è andata in Consiglio. È una coincidenza? No, Sia questa conferenza stampa proprio, scusa, a pensar male, proprio quando stavano presentando loro il loro convegno. No, questa conferenza stampa io non so niente di questo convegno, ma cioè, a prescindere da questo penso che sia la democrazia questa, ognuno in Consiglio regionale presenta che progetti di legge vuole, dopo verranno analizzati, verranno votati, avranno consenso, non ce l'avranno, ma non ci vedo nessun problema da un punto di vista pratico, assolutamente. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia.